Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitaria, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Parlare di un tema molto arduo e anche molto necessario. In prima battuta vorrei dire questo. Intendo il digitale non tanto come una tecnologia, come un insieme di tecnologie, ma come l'ambiente che ciascuno di noi abita quotidianamente. Abitare il digitale è in qualche modo una sfida che ci coinvolge tutti sotto molteplici punti di vista. Una sfida che si pone sul piano certamente politico, sul piano giuridico, sul piano economico, sociale, etico, naturalmente. Un esempio che si può fare è il fatto che, per esempio, sul piano scientifico, la stessa ricerca scientifica, la produzione, le nostre produzioni scientifiche non sarebbero pensabili, non sarebbero oramai più possibili se non a partire da una sorta di ibridazione, o meglio forse di un innesto tra le nostre capacità cognitive e le capacità computazionali delle macchine. Ma poiché il digitale lo intendo come un ambiente che noi abitiamo, esso in qualche modo riconfigura la nostra relazione col mondo, o forse, come dovremmo dire più correttamente, riconfigura il nostro essere nel mondo. In questa riconfigurazione dell'essere nel mondo c'è un aspetto che a me pare assolutamente decisivo, e cioè in quanto milieu, cioè in quanto ambiente in cui noi viviamo, che noi viviamo. Il digitale è generativo di una eidetica del tempo. Certamente questo coinvolge anche lo spazio, ma non ho intenzione di parlarne, non oggi almeno. E quando parlo di eidetica del tempo, sto facendo riferimento non solo a una differente percezione della temporalità, di cui poi peraltro vorrei anche dire qualcosa. Questo è prevalentemente oggetto dell'indagine psicologica, ma quando parlo di una generazione, di una eidetica del tempo, indico una riconfigurazione delle strutture di temporalità in cui si annuncia, o forse si intravede, una nuova idea di ragione, una ragione allargata, uso questo termine che è un termine merleau-pontiano, no? Si trova in senso e non senso, e quindi forse anche di una logica allargata. E questo è, a mio modo di vedere, il punto, quello di una nuova generazione, di una nuova configurazione delle strutture di temporalità, il punto in cui la dimensione del digitale, il digitale, come milieu, come ambiente, eccetera, per così dire, tocca il tema del sacro, o perlomeno il punto in cui la questione del sacro si innesta nel mondo digitale.
E quindi vorrei strutturare la mia relazione in 3 punti principali. In primo luogo vorrei indicare le strutture di temporalità che sono proprie dell'era digitale, indicare invece le strutture di temporalità del sacro e se è possibile, se è pensabile, naturalmente, la mia non è che una proposta, se è pensabile, questo sarà un punto importante, una dimensione di raffronto tra una temporalità dell'era digitale e la temporalità del sacro, un'ipotesi di indicare una temporalità del sacro. E il terzo punto invece, qui sarò brevissima e non so neanche se riuscirò a toccarlo per ragioni per l'appunto di tempo, vorrei toccare la questione della persona in modo molto molto rapido. Dunque, la dimensione della temporalità dell'era digitale è molto interessante, è stato oggetto di studi da parte di molti psicologi. Io mi riferirò in particolare ai lavori di uno psicologo molto noto, anche molto controverso, statunitense, che è Philip Zimbardo, il quale sostiene che nell'era digitale la tecnologia ha creato una specie di ossessione rispetto al tempo, ma è un'ossessione di breve respiro, legata all'immediato presente, al futuro immediatamente prossimo. Questo cambia la dimensione percettiva del tempo, perché è una percezione evidentemente accelerata. Zimbardo scrive che il nostro fuso orario è stato modificato dalla tecnologia perché essa accelera l'orologio interno, rendendoci impazienti rispetto a tutto ciò che richiede più di pochi secondi per essere ottenuto. E fa tutta una serie di esempi di carattere molto pratico nei quali, ecco, tra parentesi, mi sono perfettamente riconosciuta, l'impazienza nel dover attendere qualche istante, qualche secondo in più quando una macchina non si accende, quando un file che viene salvato a dei tempi un po' più lunghi rispetto a quello che io mi aspetto, eccetera, eccetera. E quindi si passa da un paradigma, che è il paradigma bersoniano, dello spazio-tempo, ad un paradigma invece dello spazio-velocità, come se la dimensione del tempo fosse tutta schiacciata sul problema della velocità, essendo la velocità in realtà altra cosa rispetto al tempo. Quindi già in questa indicazione che questo psicologo ci dà, il passaggio da un paradigma bersoniano con tutta la struttura di profondità che il tema del tempo ha in Henri Bergson, rispetto alla dimensione della velocità, già è un cambio assolutamente decisivo, che è un salto però, è un salto, oso dire, quasi ontologico. Ora, questo è molto evidente, per esempio, ecco, anche nella costruzione delle relazioni interpersonali, no? Le relazioni interpersonali che sono mediate che sono virtuali, mediate dai telefoni, dai computer, eccetera, dai telefonini, insomma, insomma, le comunicazioni oggi che hanno Facebook, Twitter, queste cose qui, sono molto più veloci, sono molto più immediate rispetto a quanto invece avviene nella costruzione interpersonale che non è mediata dalle macchine, che ha bisogno di un lavoro molto lungo e molto laborioso di tessitura. Ma questo appartiene a una dimensione psicologica. Più interessante forse è un'indicazione che proviene da uno storico francese che è François Hartog, il quale parla, che questo è un tema molto noto, del presentismo, dell'eterno presente e dell'istante come caratteristica della struttura della temporalità dell'era digitale. E questo viene da una indicazione che era già di Michel de Certeau, il quale invitava a non perdere il senso del tempo. E Hartog risponde, ma in realtà il senso del tempo nel corso dell'evoluzione della storia non si è perso. Ciò che caratterizza però il senso del tempo nell'era digitale è il presentismo. Il presentismo ha due caratteristiche fondamentali, alcune caratteristiche fondamentali. Ecco. Tra queste il fatto che per esempio i nostri dati, una volta che sono inseriti in internet, per esempio, restano, quindi le foto che vengono basate, eccetera, in realtà non si cancellano. E
una cosa in realtà che io trovo molto interessante è il fatto che tutte le volte che noi fruiamo, e tutti noi fruiamo, degli ipertesti, normalmente ci perdiamo tra mille rimandi che non necessariamente sono sequenziali. E questo in qualche modo, secondo Hartog, fa perdere il filo del tempo. Questo è tipico dell'ipertestualità, dell'ipermedialità. Si perde il senso di una direzione unica. E questo era, a mio modo di vedere, straordinariamente indicato già, o diciamo prefigurato, in un racconto di Borges, che è il racconto degli immortali, in cui l'assenza del tempo dice esattamente questo, ma va bene, adesso non posso dilungarmi su questo. E questo naturalmente è certamente legato anche alla questione dello spazio, questo lo scrive per esempio Bauman, il quale ritiene che la contrazione dello spazio, la riduzione delle distanze, fa sì che si introduca un elemento che è certamente un elemento anche del presentismo, ovvero l'istantaneità. L'istantaneità dell'epoca del software inaugura una svalutazione dello spazio perché il movimento velocissimo fatto in un tempo brevissimo, addirittura in un tempo quasi assente, dice l'istante, ma tanto le distanze spaziali sono praticamente annullate e dunque, annullando la dimensione della distanza spaziale, in qualche modo viene annullato lo stesso tempo. Qual è il problema? Questo è un aspetto molto descrittivo, che naturalmente non esaurisce la dimensione della temporalità, della dimensione dell'era digitale, probabilmente è molto parziale, anche molto diciamo, è parziale. Ma c'è un aspetto che mi interessa molto, cioè il fatto, la nozione di istantaneità. Ed è su questo che mi vorrei soffermare. Perché? Perché la nozione di istante è una struttura straordinariamente paradossale. Si parla di istantaneismo, ma in realtà l'istante non è un elemento della nostra esperienza. Noi non giungiamo all'istante, alla nozione di istante, in ragione di una generalizzazione a partire dai dati della nostra esperienza. Noi parliamo di istante per una proiezione al limite, che è il limite di un tempo senza durata. Il discorso intorno all'istante sembra allora condurre ad una inevitabile aporia, che è quella di una temporalità intemporale. Di questo aveva già parlato il grande filosofo danese Søren Kierkegaard, che ne ha rappresentato un'immagine, l'immagine molto, molto tragica, estremamente dolente nella figura del Don Giovanni, perché la ricerca di Don Giovanni del piacere è una ricerca costante ma sempre insoddisfatta, in qualche modo svuota il tempo, perché riconduce il tempo ad un susseguirsi di attimi che sono tra loro privi di spessore, che sono in loro stessi privi di spessore, privi di un senso che sia denso, cioè di una profondità, e dunque fonte di una costante insoddisfazione che non conosce tregua. E in Don Giovanni Kierkegaard trova la parodia dell'Eterno, così scrive Kierkegaard, cioè la figura del Don Giovanni è una figura sostanzialmente idolatrica. L'idolatria, e qui vedete già il termine idolatria comincia a, come dire, farci entrare in una dimensione che inevitabilmente apre al sacro. Il sacro è per sua natura esposto all'idolatria. L'idolatria, a partire da questi testi, può essere intesa come l'atteggiamento di chi fa dell'istante finito il luogo dell'infinito, cioè chi cerca nell'istante finito una infinita soddisfazione, cioè è atteggiamento idolatrico il consacrarsi all'istante. Questo si trova anche in un testo, è in uno dei testi più belli, secondo me, dal mio modo di vedere, della storia della filosofia del Novecento, che è un testo di Pavel Florienskij, uno dei più grandi filosofi russi, il quale scrive: gli uomini tendono sempre a costruirsi idoli per consacrarsi passivamente alla semplice datità.
consacrarsi alla datità e consacrarsi ad un tempo che non conosce profondità, cioè un tempo istante, un tempo in cui tutta la profondità del tempo viene sostanzialmente schiacciata in un attimo. Immersi nella temporalità della nostra esperienza, nella temporalità cronologica della nostra esperienza, noi talvolta accettiamo che Cronos sia il Signore della nostra vita e proprio come sostiene Florensky, adesso talvolta noi ci consacriamo, ma consacrarsi alla pura datità significa in qualche modo destinare la nostra esperienza ad un orizzonte molto finito e dunque rimanere rinchiusi nel puro factum. Secondo Florensky questa è la radice dell'idolatria, ma l'iconografia greca, accanto al dio Cronos, che nell'archetipo mitologico è il dio che genera i figli e immediatamente li divora non appena i figli sono stati generati. Bene, l'iconografia greca però ci presenta un'altra modalità di intendere il tempo. C'è l'attimo, l'istante che è del Cronos, che è immediatamente divorato dal suo progenitore, ma c'è anche il Kairos. Nell'iconografia greca l'immagine del Kairos è magnifica, tra l'altro un'immagine piena di grazia, perché è l'immagine di un fanciullo, questo è molto noto, con i ricci, pieno di ricci sulla fronte, sulle tempie, non sulla nuca, perché chiunque tenti di afferrarlo da dietro in qualche modo fallisce. E questo Kairos è l'istante, ma un istante che è differente rispetto al Cronos, è un momento differente rispetto al momento cronologico. Tra parentesi dico una cosa probabilmente scontata, ma insomma è molto interessante la modalità e tutti i termini che tanto nella lingua greca quanto nella lingua latina vengono dati al tempo per indicare le diverse dimensioni della temporalità, tra le quali non vi è opposizione. Non dobbiamo pensare a queste dimensioni come l'una in opposizione all'altra, ma secondo un'ottica di reciproca integrazione. Ebbene, questo è l'attimo decisivo, Kairos è l'attimo decisivo. Nell'Iliade Omero scrive tutto sta davvero sul taglio di un rasoio. Il Kairos rompe il ritmo regolare, scardina l'omogeneità inerte del Cronos. Questa dimensione dell'istante, intesa non tanto cronologicamente, con le aporie che abbiamo indicato e che, a mio modo di vedere, diventano palesi nel milieu, diciamo così, che è l'era digitale, ma questa dimensione dell'istante, dunque inteso non cronologicamente, bensì kairologicamente, diventa, a mio modo di vedere, e poi naturalmente questa non è che una proposta, il punto in cui la dimensione del sacro si innesta nell'ambito della questione del digitale. Perché devo dirvi la verità che quando mi hanno invitato, non appena ho letto il titolo, ho pensato, ma forse la prima questione che la prima domanda che mi è venuta è cosa resta del sacro nell'era digitale? È un'epoca di desacralizzazione l'era digitale. Poi ripensando alla storia della filosofia, ho pensato come in tutte le epoche la questione della secolarizzazione, della desacralizzazione sia una questione costante. Quindi si trattava non tanto di discutere cosa resta del sacro, cos'è il sacro oggi, ma di trovare il punto di aggancio in cui queste due dimensioni apparentemente distanti in realtà hanno, come dire, il loro pivot, il loro nucleo, la radice che li può accomunare. Ebbene, questo è, a mio modo di vedere, nella questione dell'istante è inteso cronologicamente o kairologicamente e diciamo così kairologicamente. Quindi direi che l'era digitale parla dell'istante secondo una modalità cronologica, il sacro parla dell'istante in una modalità kairologica.
Ora vorrei passare brevemente al mio secondo punto, in cui molto brevemente vorrei indicare però cosa intendo con sacro, perché un rapido studio della storia, per esempio della filosofia della religione, mostra come la nozione di sacro abbia avuto nella storia del pensiero, nella storia della civiltà, non solo del pensiero, declinazioni le più differenti. In effetti si riferisce a una costellazione semantica molto ampia e diciamo che naturalmente non c'è il tempo, però bisognerebbe almeno terminologicamente distinguere, no, tra sacro e religioso, tra il sacro e lo spirituale, tra il sacro e il santo, tema questo che è molto discusso in un autore come Emmanuel Levinas. Se faccio tempo alla fine vorrei dire qualcosa su questo. È molto interessante perché in realtà, non interessante, sarebbe una distinzione necessaria perché noi ci vogliamo spesso in modo inavvertito da un ambito all'altro, considerando sacro, santo, spirituale, religioso come termini più o meno equivalenti, che possono essere più o meno utilizzati indifferentemente. Invece è evidente che sono aspetti tra loro strettamente implicati, ma anche differenti. Quindi questo naturalmente però non rientra nel nostro dialogo, diciamo così. Allora indico la prospettiva che io assumo, va bene, per pensare il sacro. E lo faccio con riferimenti a due autori, a due riferimenti alla storia della filosofia. Il primo, notissimo, che è Mircea Eliade, il quale parla del sacro non come un momento della storia dell'uomo, ma come un elemento della sua struttura di coscienza. Va bene? E da questo punto di vista è un elemento che si caratterizza come una fondamentale apertura verso un'alterità o verso una trascendenza. Da questo punto di vista il sacro costituisce il punto di vista privilegiato, va bene? Il punto di osservazione privilegiato per capire ciò che è l'uomo. Quindi il sacro costituirebbe il punto di vista privilegiato anche ora, no? Nel nostro periodo contemporaneo, comprendere cosa è l'uomo, per interrogarsi su cosa è l'uomo. L'altro riferimento lo desumo da un carteggio bellissimo, è uno dei carteggi più belli che la storia della filosofia ci abbia lasciato, che ha due filosofi tedeschi che lavorano a inizio Novecento, che sono Franz Rosenzweig e Gerhard Scholem. È un carteggio bellissimo per molte ragioni, perché discutono, perché c'è un'amicizia molto profonda, un'intimità anche di affetto familiare, di teoresi, di ricerca anche personale. E c'è un passo in cui i due autori, i due amici discutono della dimensione della sacralità della lingua, e questo riguarda, e diciamo così, l'evento che dà origine a questa discussione riguarda il progetto e il lavoro che Rosenzweig insieme a Martin Buber stava portando avanti di traduzione della Bibbia dall'ebraico. Ebbene, qui si chiedono cosa sia la sacralità della lingua. Parlano della lingua, però in questo carteggio, in questa parte del carteggio, si individuano alcuni punti che secondo me sono decisivi per comprendere anche cosa è il sacro. Poi certo qui lo specificano rispetto alla lingua, ma secondo me ci sono tratti che definiscono la sacralità in quanto tale. Ora, il primo problema è evidentemente quello della profanazione, il rischio della profanazione. La profanazione e quindi la secolarizzazione della sacralità nella lingua strappa alle parole l'aculeo apocalittico, rimuove la potenza del sacro, appiana le parole, restituisce loro l'insignificanza di una dimensione meramente strumentale. Quindi il sacro è costantemente esposto alla secolarizzazione, cioè alla sua profanazione, e la sua profanazione significa che ciò che è sacro, una volta che è profanato, diviene insignificante. Ma la lingua sacra è un vulcano che parla attraverso il fuoco. Le parole sono brucianti. Su questo aspetto, alla conclusione, vorrei brevemente tornare. La lingua sacra è un abisso smisurato che arde, che non si lascia circoscrivere, non si lascia comprendere e non si lascia dominare.
È possibile allora, chiede Scholem, svuotare le parole sacre che sono colme fino a schiantarsi, a meno di farlo a prezzo della lingua stessa? Parlare una lingua è come camminare su un abisso, la cui potenza, la cui forza sono evocate, anche se l'uso quotidiano spesso ne dimentica o ne perde la profondità. E poi, questa è una citazione di un passo di una lettera di Scholem: ciò che gli stregoni ciechi della secolarizzazione non vedono non è tanto l'abisso in sé, sopra il quale camminano come folli, ma il fatto che l'abisso non si lascia dominare e neppure secolarizzare. Ora, accanto al rischio della profanazione c'è un aspetto che a me sembra decisivo. Il sacro è un abisso e non è violabile. Ogni tentativo di desacralizzarlo, diciamo così, e quindi di ridurlo a una dimensione strumentale, è destinata al fallimento. E benché noi non ce ne rendiamo conto, noi camminiamo sopra l'abisso che è il sacro, e se non ce ne rendiamo conto, noi strutturalmente camminiamo sopra l'abisso. E benché noi non ce ne rendiamo conto, se non ce ne rendiamo conto, allora siamo come dei folli. Allora la domanda che mi sono posta è: noi viviamo un tempo sacro senza rendercene conto? Il tentativo di desacralizzazione o la profanazione a cui il sacro comunque è esposto, anche da un punto di vista della temporalità, delle strutture di temporalità, riduce, è in grado effettivamente di eliminare quella dimensione sacrale, o il tempo sacro resta e noi, come folli, per usare le parole di Scholem, non ci accorgiamo che siamo su questo abisso. Il rischio della profanazione appartiene, ora Rosenzweig e Scholem appartengono evidentemente all'ambito diciamo così, del mondo ebraico, no? Il rischio della profanazione, però connesso col sacro, questo appartiene a tutte le civiltà. C'è una delle tragedie più belle del mondo greco, che è Le Baccanti di Euripide. Io sono innamorata della letteratura greca. Ebbene, Le Baccanti, tra le altre, è un'opera molto complessa. L'ultima opera di Euripide, che qui è esattamente questo, cioè Penteo non riconosce la divinità di Dioniso, viola un tempo sacro e un luogo sacro che è il rito misterico, il rito bacchico che si svolge sul monte Citerone, e la profanazione di questo luogo, la profanazione di questo tempo, la profanazione di questo rito ha una conseguenza disastrosa, perché la madre, che è una delle baccanti, Agave, divora e sprana il figlio. Ed è molto interessante che tutte le volte che nel mondo greco si toccano dei punti decisivi per l'uomo, il problema di Cronos, il problema qui nelle Baccanti, la violazione di una dimensione sacra, si potrebbero trovare molti altri esempi. Abbiamo sempre quello che è il più inumano di tutti i gesti, il più impensabile di tutti i gesti, e cioè una madre che sbrana il figlio, un padre che divora un figlio. Ora, da quello che ho detto, vorrei allora individuare questo punto. Allora noi camminiamo nel tempo che ci è, nel tempo sacro, sul tempo sacro, senza accorgercene, come se fosse questo un abisso, per riprendere l'immagine di Scholem, o forse il sacro può essere inteso come come una dimensione, un altrove indefinito dove cerchiamo rifugio, riparo rispetto al conforto, consolazione, rispetto all'incertezza dei nostri giorni, dei nostri tempi, della nostra vita, perché in fondo Cronos è la forma della transitorietà di tutti i nostri fenomeni.
e in primis la forma della transitorietà di ciò che io sono, di ciò che le persone che io amo sono, eccetera. Ora, possiamo pensare una dimensione in cui il tempo o le strutture di temporalità dell'era digitale che sono le nostre. Quindi nella descrizione brevissima che ho fatto da parte mia non c'era alcun intento di giudizio, sono semplici, anzi come dicevo io in molte cose mi sono ritrovata. Ma allora c'è un punto in cui questa dimensione, come dire, può toccare la temporalità, questa dimensione temporale dell'era digitale può toccare la dimensione della temporalità propria del sacro, come l'ho indicata. E naturalmente questa non è che una prospettiva che propongo, che come dicevo all'inizio, non esaurisce e non esclude tutte le altre. Quindi c'è un punto che per me è molto interessante. L'istante cairologico non si contrappone a quello cronologico. E così mi avvio alla conclusione. Non si consuma nel tempo cronologico, ma neppure lo elimina. Piuttosto ciò che io ritengo, ciò che penso, è che il tempo, l'istante cairologico si installi, si radichi nel tempo, nel presente cronologico. Noi spesso stentiamo a riconoscere il kairos, lo confondiamo, lo uniformiamo a tanti altri fatti cronologici che malcrenuti diremo, no? ci capitano e accadono nella nostra esistenza. E questo è un po' forse l'atteggiamento di cui parla Scholl, no? Cioè camminare sull'abisso, no? Senza renderci conto, ma in realtà l'abisso c'è. Il Kairos inaugura un tempo nuovo, nel quale la trama ordinaria della nostra vita cronologica viene scardinata e al contempo viene offerto un orientamento, non più una ampiezza indefinita di orientamenti in cui ci si perde, come in certe dimensioni ipertestuali, in cui si perde la direzione, o forse c'è un'altra direzione, insomma questo dipende dalle letture che ne diamo, ma insomma ogni tanto si ha la percezione, insomma, che ci sia un po' persi. Voilà. Il Kairos si inserisce nella trama dell'esistenza e indica un polo possibile di senso, diviene tessuto della nostra esperienza vitale, nodo centrale della nostra esistenza, così che tutte le nostre parole, i nostri gesti, i nostri affetti possono qui trovare la loro apertura. E questo riprende il tema, la questione di cui dicevo prima, parlando di Mircea Eliade, del sacro come di una strutturale apertura. Il Kairos è molto audace, è anche un po' sovversivo ed è una potenza che guarda non nell'immediato. Il Kairos guarda lontano, a differenza di ciò che avevamo visto essere la caratteristica del presentismo. Ma il Kairos è anche molto paziente. L'impazienza, che è la struttura della temporalità, almeno percettivamente, no? Emotivamente, che noi abbiamo e che è tipica dell'era digitale, non appartiene al Kairos. Il Kairos è paziente, conosce l'attesa, attende che gli si offra il tempo. Questa è la cosa per me straordinaria. Attende che si offra il tempo, cioè il Cronos, per essere riconosciuto e perché la sua azione sia efficace, sia trasformatrice e divenga così non solo ciò che mette in movimento, ma il muoversi stesso delle cose. E da qui allora una strutturale ambiguità. Kairos è e non è ad un tempo del Cronos, le due cose insieme. Kairos è del Cronos e Kairos non è del Cronos. Certamente non ci estranea dal mondo e quindi non è la dimensione della sacralità come la ricerca di un altrove e talvolta certi
certi device digitali ci permettono questo, cioè un estraniarsi dalla nostra propria esistenza. Kairos ci richiama al senso della nostra propria esistenza, ci reinstalla nella nostra propria esistenza, ma è irriducibile alla logica del sistema del mondo e indica una direzione. E qui, mentre pensavo a queste cose, il primo, diciamo, un testo che mi è venuto in mente, un passo che mi è venuto in mente, dell'intuizione filosofica di Henri Bergson, uno dei testi, una delle conferenze più belle di Bergson, dove l'autore parla del senso come precisamente di una direzione. Lì l'autore scrive: il senso è più un movimento di pensiero che non una cosa pensata, più una direzione che non un movimento di pensiero. Allora, se Kairos dà una direzione, allora forse Kairos dà anche un orientamento di senso, un senso inteso però nella prospettiva bersoniana. Allora, questa dimensione del tempo sacro può divenire, e questa è la mia conclusione, per così dire il sigillo, un sigillo. Sigillo è ciò che pone sotto un segno, che imprime del senso di cui annuncio colui che lo accetta e che accetta eventualmente di esserne trasformato. Il momento qualitativo, non quantitativo, ma qualitativo del sacro non è intempestivo, non è antistorico, non è a dispetto della storia, non è a dispetto dell'era digitale, ma indica, segna via, segna un senso che traduce un modo di esistere e un modo di stare presso di sé, per abitare, c'è un'espressione di Rilke, no? Per abitare il proprio presente con fedelissimo cuore. Kairos, ed è davvero la conclusione, Kairos si inserisce nella trama dell'esistenza, ne realizza la vera realtà, l'unità di significato e tessuto interiore della nostra esperienza vitale. Così si apre una via, forse per pensare la nozione di persona, anche questa è una delle nozioni più complesse, non complicate, più complesse e ricche, felicemente ricche, della storia del pensiero. E questa diventa una via che porta dalla dimensione del sacro, una via possibile, che porta dalla dimensione del sacro a quella del santo. Almeno così, forse questa è una prospettiva che è una prospettiva che riprende, ma va oltre certe indicazioni di Emmanuel Levinas, quale parla del santo non come di una realtà luminosa, che comprime, spersonalizza l'uomo con la sua potenza, in qual modo anche gli fa violenza, ma sullo sfondo di relazioni etiche interpersonali, cioè in termini etici, secondo il significato che in ebraico ha il termine etico, cioè l'assolutamente altro, l'assolutamente separato, il santo per l'appunto, ma anche come il bene assoluto. E vorrei allora concludere davvero riprendendo un passo di Pavel Florianski, il quale mette in guardia in un testo dell'inizio degli anni '20, del Novecento naturalmente, mette in guardia dalla leggerezza e dalla familiarità con cui noi spesso viviamo i momenti sacri, con cui ci avviciniamo ai momenti sacri, ai riti sacri, eccetera. Cioè quando l'io entra in una relazione con il sacro senza coglierne il valore vitale. Stiamo attenti, egli scrive, a non ingannarci per la sobrietà dei nostri misteri santi e sacri. Il sacro non svela apertamente la sua potenza, preferisce dimorare nel fondo dell'uomo, ma esso è tagliente come il lampo e infuocato nella sua essenza. E per quanto noi non vi prestiamo attenzione, nelle profondità misteriose del nostro essere avviene sempre una bruciatura o una santificazione. Vi ringrazio. Allora, grazie. Io parlo in piedi perché qui la luce per i miei occhi è meglio gestita dai piedi. Mi dispiace che poi parlare in piedi normalmente crea un effetto di maggiore vicinanza con il pubblico. Comunque, qualcuno di voi lo vedo.
Allora, io voglio partire da un'altra dimensione della realtà. Abbiamo visto quella dimensione, insomma, della nostra esistenza e condizione umana, che è quella del tempo, e io invece mi rifarò ad una dimensione dell'esistenza e della condizione umana che peraltro è richiamata direttamente dal titolo di questo incontro, la persona e il sacro, sottotitolo Nel mondo digitale. Ora, la persona e il sacro è il titolo di uno dei più celebri e anche più sconvolgenti saggi di Simone Weil, scritto nel 1943, poco prima della sua morte, avvenuta in un sanatorio vicino a Londra nell'agosto del 1943. E mi sembra veramente importante questa citazione, che ha dato appunto il titolo alla conversazione di oggi, perché l'esattezza che va insieme in Simone Weil sempre alla passione del modo in cui lei affronta la questione della persona del sacro ci porta direttamente dentro, mi permetterà anche di sviluppare, diciamo, le mie considerazioni, ovviamente che terranno conto di un mondo molto diverso da quello in cui Simone Weil ha scritto e ha vissuto, anche se poi il 43 era un anno di guerra e noi siamo di nuovo in anni di guerra, mesi, giorni di guerra. L'esordio, l'incipit di questo saggio è, come ho appena detto, sconvolgente. Intanto il tema, che poi non viene affrontato da Simone Weil, che peraltro aveva una grande cultura filosofica, con, diciamo, un rapporto diretto con alcuni filosofi francesi della sua epoca, in particolare degli anni 30, come per esempio Emmanuel Mounier, che avevano dato vita ad un movimento, il personalismo cattolico, che poi avrà anche, diciamo, degli sviluppi nel primo dopoguerra di tipo sociopolitico, e sarà un movimento che poi continuerà ancora attraverso una personalità sempre della filosofia francese molto importante, che sarà Paul Ricoeur. E come lei in realtà, nonostante che in alcune lettere ci sia documento anche della sua discussione con i personalisti, in particolare con Emmanuel Mounier, in realtà lei va dritta, diciamo, alla questione. Ovviamente lei critica, parte da una critica radicale nei confronti dell'idea di persona propria di quel tipo di movimento del personalismo cattolico, ritenendo che l'idea di persona, il concetto di persona, il valore della persona sia sostanzialmente incostruibile da un punto di vista teorico e filosofico. E partendo da questo assunto, come inizia il suo testo? Inizia con una battuta che ovviamente lei ha ascoltato e noi purtroppo ascoltiamo ancora oggi molto spesso. Lei non mi interessa. Chiusa la citazione, continua Simone Weil: un uomo non può rivolgere queste parole a un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia. E insiste, sempre citando una frase corrente: la sua persona non mi interessa. Queste parole, commenta Simone Weil, possono essere pronunciate in una conversazione affettuosa tra buoni amici, senza ferire quel che vi è di più delicatamente suscettibile nell'amicizia. E aggiunge: allo stesso modo si può dire, senza degradarsi, la mia persona non conta, ma non io non conto. E conclude: è la dimostrazione che il vocabolario della moderna corrente di pensiero detta personalista è erronea. Erronea perché? Erronea qui a livello proprio di movimento di pensiero. La tesi fondamentale che consegue a questa presa di posizione molto critica nei confronti della concezione di persona è la seguente.
In ogni uomo vi è qualcosa di sacro, ma non è la sua persona e neppure la persona umana. Sappiamo che il concetto di persona umana poi passa nelle costituzioni, no? Anche in quella italiana, nate dalla Seconda Guerra Mondiale, attraversa tutta la tematica dei diritti umani. Ciò che è sacro nella persona, dice Simone Weil, è semplicemente lui, io aggiungerei lei, quell'uomo, quella donna. Continua, è compassante, ha lunghe braccia, occhi celesti, una mente attraversata da pensieri che ignoro, ma che forse sono mediocri. Ciò che per me è sacro non è né la sua persona, né la persona umana che è in lui. E lui, io aggiungo, lei, ma il vocabolario di Weil, di Arendt, insomma delle grandi pensatrici del Novecento, non è il vocabolario che usiamo noi oggi comunemente. È lui e lei. Lui, lei nella sua interezza. Braccia, occhi, pensieri, tutto. Non arrecherei offesa a niente di tutto questo senza infiniti scrupoli. Se quel che vi è di sacro in lui o in lei per me fosse la persona umana, potrei cavargli gli occhi facilmente. Allora, un linguaggio che direi persino violento, no? Un linguaggio che colpisce al cuore, non solo la mente, ma anche il cuore, ed è questo uno dei, diciamo, dei grandi miracoli del pensiero di Simone Weil. Ma perché parto, diciamo, dalla citazione di questo saggio, insomma, che reca il titolo La persona e il sacro? Perché cosa ci dice Simone Weil? Ci parla di una sacralità dell'umano, no? Che corrisponde alla, diciamo, vulnerabilità del corpo umano, ovviamente di un corpo non semplicemente biologico, ma di un corpo che è mente, che è gambe e braccia, ma è anche mente e cuore. Ed è questa, diciamo, riferimento ad un'idea di interezza di corpo e mente, di corpo e anima, si sarebbe detto con un linguaggio insomma un pochino più vecchio di quello che noi oggi usiamo, e questa interezza che lei, da cui io vorrei partire, proprio perché il senso della sacralità di un corpo vulnerabile, di un corpo che poi nelle pagine seguenti di questo saggio implora sostanzialmente, qui probabilmente c'è un'intuizione che ritroviamo poi anche in Levinas, no? Implora non farmi del male, no? La fragilità, la vulnerabilità di quello a cui molto spesso vengono cavati gli occhi, e ricordiamo che poi nel 1943 questo diciamo insulto all'umanità degli esseri umani veniva compiuto su larga in sede di massa, su scala di massa. Ecco, questo essere umano che piegato, ferito, implora non farmi del male. Ecco, questo ci richiama alla sacralità proprio di un corpo inerme, no? Di un corpo oggetto di violenza e di umiliazione. Ora, è proprio su questo punto che noi oggi dobbiamo notare un passaggio sconvolgente, no? Perché oggi si parla molto giustamente di un radicale cambiamento in atto nel mondo contemporaneo. No? Margaret Atwood, insomma, con i suoi 80 anni, ha detto una frase molto citata, ma giustissima: non è il clima che è cambiato, ma tutto è cambiato. Ed è una frase che ritroviamo in moltissimi altri, diciamo, sociologi, filosofi della scienza contemporanei. Oggi
viviamo una radicale trasformazione della condizione umana. E qual è uno dei punti fondamentali di questa radicale trasformazione? Io lo definisco lo sfondamento dei limiti del corpo umano, nel senso della, diciamo, proprio di quella gambe, braccia, pensieri anche mediocri a cui accennava, e di quella inermità che parla, anche se non in termini di linguaggio, parla coi gesti, parla con il mormorio, con il pianto, parla in mille modi, no, della vulnerabilità umana, parla di sensibilità, parla di emozioni, parla di intelligenza. Ora, quell'aspetto fondamentale del tutto è cambiato nel mondo contemporaneo e che rappresenta lo sfondamento dei confini dell'umano, è rappresentato dal mondo digitale, ci pone di fronte proprio a questo gigantesco nodo, cioè l'estensione o il superamento, l'oltrepassamento, ovviamente presunto o in gran parte, diciamo, ormai reale, cioè le protesi per esempio della nostra memoria, no? I computer, le chiavette che ci permettono di conservare dei dati e di attingere a dei dati che la nostra memoria o la nostra intelligenza o la nostra capacità di assorbimento nozionistico ovviamente di cui non saremmo capaci. Allora, questo gigantesco nodo, secondo me, ci introduce, apre, diciamo, una riflessione proprio sul mondo digitale. E mi concentro in particolare su due parole chiave, peraltro sono già, diciamo, apparse nelle parole nel discorso della mia collega, cioè si parla oggi di immersione e quindi di realtà allargate. Dispositivi digitali ci permettono di immergerci in realtà ovviamente virtuali, no? Che vanno ben oltre lo spazio e il tempo, no? Le categorie dell'esperienza sensibile di cui parlava Kant, vanno ben oltre spesso anche la finitezza, no? dell'esistenza umana. Quindi parola chiave immersione, quindi immersione in dimensioni, ma basta pensare al web, no? Che ci connette a livello planetario con chi sta dall'altra parte del pianeta, a prescindere appunto dal tempo di aereo, per esempio, per andare da Milano a Pechino. Quindi immersione e connessione. Oltretutto poi l'invito così graziosamente concesso da Zuckerberg e tutti gli altri suoi amici: connettetevi, no? Ecco, ovvero comprate ovviamente i nostri dispositivi di connessione che sappiamo costano sempre più cari e comunque diventano sempre più sofisticati. Allora, il mondo digitale, la tecnologia digitale ci pone di fronte a questo gigantesco nodo. Ed è proprio, lo voglio affrontare con una premessa però, perché quando si parla di tecnologia, soprattutto digitale, adesso in treno leggevo un articolo appunto sul più recente, diciamo, drammone, no? ChatGPT 3, che ormai è 4, eccetera. Allora, ci confrontiamo, abbiamo paura, ci entusiasmiamo, insomma, poi ognuno dice quello che pensa, ci confrontiamo come se avessimo di fronte qualcosa di perfetto, qualcosa di compiuto. In realtà non è così.
siamo in un momento, questo ci tengo a precisarlo, no? Siamo in un momento di transizione della tecnologia, la quale resta, nonostante tutti gli avanzamenti e le sofisticazioni, resta imperfetta. Ecco, quando Zuckerberg parla di un perfezionamento infinito, sembrerebbe appunto Voltaire, no? Un illuminista del Settecento, ma probabilmente non conosce molto bene la storia della filosofia e della cultura umana. Allora, siamo in un momento di transizione della tecnologia, in cui si mettono insieme cose molto diverse. Intelligenza artificiale, ovviamente, che progetta robot capaci, questo insomma bisogna anche nominare le cose, no? Una per una. L'intelligenza artificiale da anni sta progettando robot capaci di svolgere mansioni assistenziali e relazionali. Per esempio in Giappone non esistono le badanti perché sono molto diffusi i robot che assistono gli anziani. E oltretutto leggevo proprio anche ChatGPT-4 ormai sta evolvendo in direzione di quella che viene chiamata una intelligenza fenomenologica. Cosa si intende per intelligenza fenomenologica? Cioè un'intelligenza capace di avere anche forme analoghe a quelle della nostra percezione corporea ed emozionale. Ma quando parliamo di tecnologia digitale, parliamo anche di internet delle cose, anche questo ormai che occupa e invade le nostre case, che rende intelligenti e dialoganti con le nostre esigenze, telefoni, computer, elettrodomestici, il forno per cuocere una torta, giocattoli per i bambini e apparati di sicurezza. Ma ancora nell'elenco ci sono i social network che permettono di scambiare amicizie e insulti in tempo reale da un capo all'altro del pianeta. Ovviamente ognuno, e soprattutto le ultime edizioni di ChatGPT e 4 complicano enormemente le cose. In ogni caso, dove stiamo? Che mi pare una domanda da porsi. Due mondi, abitiamo due mondi, quello reale e quello virtuale. Gli algoritmi, per esempio, che stanno a base delle smart machine sono già chiamati, delle automobili, no? Senza conduttore, senza autista, sono già chiamate a risolvere dilemmi morali. Non ho il tempo ovviamente per farvi molti esempi, ma voglio entrare subito invece in un campo che è molto critico e diciamo interessante, suggestivo da questo punto di vista. In questa fase, no, di transizione, come dicevo, di tecnologia sostanzialmente imperfetta, ma comunque con grandi accelerazioni si sta sviluppando, si parla anche di empatia artificiale. Ora, l'empatia è una parola molto diffusa, molto popolare in realtà, e viene usata comunemente, no, per intendere appunto quelle forme di condivisione e partecipazione alle emozioni dell'altro che poi possono anche complicarsi e svilupparsi in una comprensione dei sentimenti. Ma questi modelli digitali delle espressioni facciali, simulazioni sempre di questo genere, si pensa, ma anche lì sono sperimentate, anche nella cura dell'autismo e i popolari videogiochi. Ora, qui ci troviamo di fronte a un aspetto interessante. Allora, sono partita da questo essere inerme che dice non farmi del male e che quindi è ferito, è sensibile, no? Ha delle emozioni. Allora, le macchine dell'empatia si dedicano molta attenzione proprio al
all'affettività, al ruolo giocato dall'affettività nelle relazioni umane, cioè alle espressioni facciali che, come dicevo, nell'esperienza quotidiana, teniamo sempre conto che abbiamo un'esperienza quotidiana, reale, sensibile, molto idiosincratica, in fondo le macchine ne fanno tesoro, ma ci parlano di un'altra cosa. Ecco, si dà ovviamente questa importanza che le macchine dell'empatia danno alle espressioni facciali, sono anche figlie della vecchia espressione che il volto sia lo specchio dell'anima, no? Anche se nessuna macchina per ora, ci sono molti esperimenti già che attestano quello che sto per dire, non riescono a fare i conti col fatto che gli occhi tradiscono, come noi tutti sappiamo, che il detto popolare anche ci parla di questo. In ogni caso, le emozioni rese visibili dalle pieghe della bocca, dal rossore, dall'inclinazione dello sguardo, ecco che diventano mediatrici nei confronti del dispositivo tecnologico, computer o telefono. Ma che tipo di volto è quello che viene fuori da questi algoritmi? Il volto è da un lato ridotto a segni sensibili, no? Rossore, pieghe della bocca, occhi, diciamo, movimento delle pupille, segni sensibili localizzati sul naso, sulle guance, intorno agli occhi e nella bocca, e al tempo stesso viene virtualizzato negli aspetti emotivi, vitali, emotivi e spirituali, no? Quella spirito della creatura inerme che dice non farmi del male, colto così immediatamente da Simone Weil, anche in conversazioni da salotto, no? Lei è una persona, io sono una persona che vi ho citato nell'incipit del suo saggio, e tutto questo ovviamente non viene recepito dall'algoritmo. E sappiamo perché gli algoritmi si basano su giganteschi database raccolti non solo da agenzie commerciali ma anche governative, per esempio negli Stati Uniti, e ignorano la difficoltà di decifrare talune espressioni. Dunque un'affettività codificata diventa il mezzo attraverso cui un soggetto interagisce con la tecnologia o il software. Ora, la realtà virtuale è da oggi che viene studiata, ma la cosa su cui io sto ponendo l'accento è il caso abbastanza recente del fatto che la realtà virtuale, cioè l'allargamento della nostra memoria, sensibilità e altro, verso oltre i limiti del corpo, viene venduta come empathy machine, cioè come macchina dell'empatia. Quindi gli entusiasmi suscitati a fine degli anni 90, no, nella realtà virtuale, di oltrepassare i limiti del proprio corpo e di immergersi in una second life, vengono collegati direttamente all'empatia. E qui la cosa interessante, perché questo collegamento, che è anche un business, come in parte ho già anticipato, riguarda o si vende e si, diciamo, presenta in pubblico alla luce del valore pro-sociale e altruistico che ha costituito uno dei punti, delle ragioni fondamentali del grande successo dell'empatia a partire dal secondo millennio. Allora, vorrei darvi un'idea proprio di empathy machine, cioè strumenti, dispositivi digitali, adesso vediamo poi di che tipo sono, quindi dispositivi che ci permettono di
immergerci nella realtà di un'altra persona, eventualmente, di connetterci, di sperimentare il sentire di un altro e che vengono presentati da ingegneri cibernetici, videomaker. Ormai questo tema è penetrato anche nel mondo diciamo del video e dell'ultima nuova frontiera della cinematografia, ci permettono di diventare un altro. Questa è la funzione delle macchine attribuita, ovviamente, attribuita alla macchina dell'empatia, cioè di portare la capacità empatica studiata dalle neuroscienze, dalla filosofia, che peraltro di cui tutti e tutte siamo dotati, di portarla, diciamo, e svilupparla in forma compiuta. Strumento perfetto, dunque, le macchine dell'empatia, per mettersi nei panni degli altri e come anche strumento educativo per ridurre i pregiudizi e concorrere al progetto globale che Rifkin ha reso popolare nel 2010 con il suo libro della civiltà dell'empatia. Allora, la mia domanda è questo, diciamo, il centro di quello che vi voglio dire. La mia domanda è: come si giustificano queste aspettative etiche e sociali in un mondo lacerato, no? Da violenza, degli uni contro gli altri, da umiliazioni, appunto, da conflittualità sempre più violente? Come si giustificano queste aspettative riposte nelle tecnologie digitali, perché stiamo parlando di tecnologie digitali, all'insegna dell'empatia? In che modo, insomma, la realtà aumentata, immersiva, no? Della tecnologia digitale crea situazioni in cui si può allenare la socialità umana? Allora, la risposta a questa domanda si può dare citando le iniziative più note che in effetti riguardano il giornalismo e quella che gli americani chiamano la charity, no? Cioè le attività, diciamo, di solidarietà nei confronti delle persone, dei disagi e di persone che sappiamo benissimo appartengono a tutte le popolazioni. E infatti le macchine dell'empatia sono utilizzate in occasione della produzione di documentari basati sulla, anche lì, elaborazione di dati che vengono da reportage relativi a zone di disastri, e in cui questi dati vengono elaborati e vengono poi immessi e resi appunto percepibili e fruibili da parte di chi usa le macchine dell'empatia. In che modo? Cioè, gli strumenti, i dispositivi finora, che sono anch'essi in evoluzione, usati per costruire una macchina dell'empatia, sono sostanzialmente quei visori. Una delle prime, diciamo, esempi, modelli è stato Oculus Rift, ma adesso ce ne sono, per esempio Oculus Rift si poteva indossare solo per 6 minuti, poi veniva la nausea, no? Adesso si sta evolvendo, diciamo, questa tecnologia. In ogni caso sono visori che permettono, e poi ci sono anche modelli al 8% occhiali, per esempio, no? Comunemente, che permettono di spostarsi nello spazio e di accedere ad una realtà che non è lì che appunto il luogo spesso molto ristretto e non particolarmente piacevole in cui i nostri corpi si trovano. Allora, è molto indicativo dell'atmosfera in cui tutto questo avviene
un esempio che vi faccio di giornalismo immersivo, ovvero un project Siria che è stato commissionato dal Klaus Schwab, che non so se lo sa ancora, comunque nel 2014 era presidente esecutivo del World Economic Forum di Davos, in congiunzione tra alta finanza al boss della politica internazionale che si riuniscono ogni anno a Davos, e questa sperimentazione di un giornalismo immersivo. Allora, questo Project Siria, che adesso vi racconto ma molto brevemente, è stato presentato, qui, insomma, questa è la realtà in cui noi viviamo, come un modo per portare il pubblico, in particolare i giovani che non leggono i giornali, sulla scena di una realtà lontana, mettendoli in condizione di sentire, si usa il verbo to feel, no? Che proprio, diciamo, sentire sensibilmente, come se fossero testimoni reali dei violenti avvenimenti in Siria. E un altro esempio di giornalismo immersivo è quello che è stato utilizzato, sempre per mezzo degli auricolari, da una International Rescue Committee che ha ragionato in questo modo. Dato che è difficile portare i grandi benefattori, finanziatori, no, di iniziative di solidarietà, portarli materialmente in Siria o nei luoghi dove ci sono catastrofi naturali, terrorismo, eccetera, allora facciamo venire questi luoghi presso di loro, cioè in America ovviamente, e la realtà virtuale in fondo ci permette tutto questo e in questo modo diventa strumento per la beneficenza. Allora, vi racconto ma proprio velocemente, poi smetto, mi dici se sto sforando il tempo. Questo Klaus Sidra, film di realtà virtuale, appunto, che è stato poi presentato al forum di Davos. Ecco qui le persone comodamente sedute in platea, indossando delle specie di appunto Oculus Rift, venivano portate, insomma, all'interno di un campo di rifugiati in Giordania e riuscivano a seguire la giornata di una ragazza di 12 anni che da 18 mesi viveva in quel campo. Gli spettatori, muniti appunto di visori, si sentivano come se fossero seduti vicino alla bambina di nome Sidra. Basta che muovessero la testa e potevano osservare i bambini camminare e girarsi per guardare verso di loro. Ma cito anche un video, non so se è proprio il termine esatto, comunque più recente, del 2017. Probabilmente molti di voi conoscono il regista Alejandro Inarritu, che ha presentato a Cannes proprio nel 2017, fuori concorso, l'installazione concettuale prodotta con la Fondazione Prada di Milano, quindi che è stata anche presentata appunto a Milano, è intitolata Carne di Arena, sottotitolo molto interessante: Virtually Present, Physically Invisible. Scusatemi se insisto, ricordiamoci l'incipit, no? Quella persona con gambe, braccia, mente e pensieri, ecco, è molto visibile per Simone Veil. Invece qua, insomma, l'installazione di Inarritu propone ad un ipotetico visitatore un'esperienza di 6 minuti e mezzo, tale per cui lo spettatore, che adesso non si chiama lo spettatore ma visitatore, no? Cambia anche la lingua, si ritrova
nel deserto tra Messico e Stati Uniti, a piedi nudi, con uno zainetto sulle spalle e un casco provvisto di un visore ottico, il famoso Oculus Rift, che gli permette la visione a 360 gradi di un contesto virtuale nel quale si può muovere liberamente, può camminare entremare, sentire la sabbia sotto i piedi nudi, no? Insieme appunto a un gruppo di clandestini la cui traversata viene bloccata dall'arrivo di un elicottero della polizia. Allora intanto chi partecipava a questa installazione di Mardito doveva accedere in una stanza buia prima di fare la sua esperienza. Veniva chiesto infatti di entrare da solo, di spogliarsi di telefonini, orologi, eccetera, di non scattare foto, di togliersi le scarpe e di aspettare un segnale. Ecco, quindi, insomma, oltretutto poi il suo percorso, per quanto breve, era accompagnato da dei box in cui i protagonisti reali, cioè quelli che effettivamente le storie erano alla base poi dell'installazione di Mardito, erano state raccolte, quindi c'era un materiale di storie vissute da esseri con nome e cognome, età probabilmente e sesso, ecco, che diventavano diciamo, un accompagnamento di questo tipo di esperienza. Ora, qui il problema dove sta? Il problema è che in Mardito, come anche Klaus over Sidra, no? C'è Oculus Rift, c'è una, diciamo, scena o sceneggiatura che comunque è costruita da un regista, no? Che ha messo insieme dei materiali, delle storie, che insomma, ha messo insieme una storia, una vicenda. Però si dice che chi partecipa a questa esperienza la vive dall'interno, cioè avrebbe, vi cito proprio testualmente, avrebbe un'esperienza diretta nei panni degli immigrati sulla loro pelle e dentro i loro cuori. Allora, anche qua, domanda, ma fino a che punto questo tipo di intimità con il destino della ragazzina che sta nel campo di rifugiati in Giordania o del visitatore per 6 minuti e mezzo che prova, insomma, i piedi nudi, prova il buio, prova la paura, fino a che punto parliamo, in che senso parliamo di un'esperienza in prima persona? Insomma, è probabile che ci siano questo tipo di esperienze immersive producano emozioni, questo è probabile. D'altra parte sono emozioni prodotte con la mediazione di un dispositivo digitale. Dunque interroghiamoci su questa ipotesi, no? Cioè sulla possibilità che, trascendendo i limiti del nostro campo, questa possibilità vada insieme alla simulazione di un'esperienza dell'altro. Ecco, sono, diciamo, momenti, diciamo, di riflessione, non sto gettando, diciamo, critiche ombre su queste cose, sono per me uno stimolo a riflettere su che cosa accade alle persone che partecipano, che saranno sempre di più, no? Nei musei ormai, no? Le esperienze immersive sono anche nella letteratura, di cambiare per esempio il finale di un romanzo, no? Ecco, quindi pensiamo solo a quello che stiamo facendo, se partecipiamo, sperimentando, sentendo
se nel caso in cui partecipiamo a queste esperienze. Allora, una iniziale, diciamo, riflessione è quella che dobbiamo tenere presente la differenza dei corpi e delle menti. Nei due casi, per esempio, che ho citato. Per esempio, la signora che partecipa al forum di Davos è seduta completamente in poltrona e sicuramente non ha 12 anni, no? Oltretutto è americana, quindi parla inglese con accento americano. Non è la stessa cosa, si può emozionare partecipando virtualmente alla vita, a un momento della vita della bambina Sidra, ma c'è la differenza di età, no? C'è la differenza, la signora è in una posizione safe, sicura, tutto regolata. La bambina è lì da 18 mesi e non si sa. Così pure il visitatore dell'installazione di Inarritu, per 6 minuti e mezzo, segue un copione sostanzialmente, no? Che gli è stato assegnato e viene anche controllato, no? Nelle sue reazioni. Ora, i migranti che devono attraversare il deserto per passare il confine con gli Stati Uniti, se permettete, insomma, no? Oltretutto poi la loro età probabilmente diversa dal milanese o turista americano-tedesco che visita la Fondazione Prada, ma in ogni caso le loro storie, le loro emozioni non sono la stessa cosa. Ecco, qui chiaramente c'è una idea di affettività, di emozioni, su questo non posso insistere, che sostanzialmente basata sull'idea che le emozioni si trasferiscano, il dolore, la gioia, l'ansia, si trasferiscano da un soggetto all'altro. Questo è vero, questo è un meccanismo della vita emotiva. Al tempo stesso, però, la vita emotiva ci pone spesso di fronte al fatto che è un'altra che soffre. No? Questo è un grande fenomenologo, Max Scheler, lo ha detto fin dagli anni 20, cioè prima ancora di sentire, condividere, partecipare alla sofferenza di un altro, io devo prendere atto del fatto che questo è un altro che soffre, quindi il mio soffrire al pensiero che l'altro soffre non è lo stesso dolore, questo per esempio nel campo della medicina dei medici, è una cosa molto, molto importante. Empatia e immersione, questa è la mia conclusione, non vanno confuse. Quindi anche aprendoci, sperimentando, diciamo, tutte le forme di video, di cinema, di visita dei musei, di esperienza dell'arte immersiva, ecco, forse la cosa migliore sarebbe ricordarci sempre che noi abbiamo un corpo, così come emozioni, storia, no? Un'età, un sesso, così come insomma ciò che vediamo in un quadro del 600 di Caravaggio, così come ciò che leggiamo in un romanzo, oppure ciò che ci può essere trasmesso in un documentario sulla situazione di Gaza oggi, ecco, tutto questo non può essere messo, identificato o messo in scena. Cioè, quello che io voglio dire, avvicinarsi ad un altro essere umano, provare il dolore di un altro, non è, diciamo, l'effetto automatico dell'abolizione della distanza spaziale, no? Con i visori, insomma, entriamo nel quadro oppure entriamo nel campo dei rifugiati in Giordania. Insomma, la differenza, molto spesso anche la distanza, è un problema, no?
quanto riguarda la partecipazione e la condivisione dell'esperienza. Dunque, le macchine dell'empatia, e qui chiudo, mettono in scena un'esperienza affettiva che è semplicemente un trasferimento di sentimenti. E noi sappiamo, ce lo provano le curve, no, di compassione nel caso della guerra in Ucraina, no? C'è stato un acmè e poi sono subentrate, poi una caduta, perché sono subentrate la crisi energetica, le bollette da pagare, e lo stesso purtroppo sta accadendo anche nel modo in cui reagiamo emotivamente alla guerra in corso tra Israele e Palestina. Direi che se parliamo di empatia e ci confrontiamo anche con quella che viene chiamata empatia artificiale, ecco, forse allora non dobbiamo cercare una connessione, diciamo, un'immedesimazione, un'identificazione dell'altro come me stesso, diventare altro, che poi è abbastanza un'identificazione non una connessione, ma dobbiamo invece sforzarci di riconoscere l'altro. Probabilmente qui chiudo, diciamo, ritornando proprio a Simone Veil, no? Il sacro dell'umano, ecco, la sacralità dell'umano si incarna nella presenza nel mondo di altri e altre che soffrono, non sempre siano umiliati e offesi, che giuiscono, ma che comunque sono altre come tali devono essere rispettati e amati.